Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo tentativo con la velocità da parte di Katmandicelle, che cerca di andare a sfilare nei confronti di Cetiz, che ovviamente, essendo compagna di training, lascia sfilare il più quotato avversario, ma compagno di allenamento. 15,7 per Katmandicelle, che passa a condurre in breve nei confronti di Cetiz. In terza posizione c'è Crystal Trio, con all'esterno la mossa da parte di Casanova B, che risale il gruppo dopo 400 passati in 30,5. Roberto Vecchione non perde tempo, si va a portare subito allo scoperto per fare match con Katmandicelle, che guida il gruppo dopo 600 metri passati in 46 spaccato. Katmandicelle in vantaggio nei confronti di Cetiz, di Casanova B allo scoperto. Poi lungo i birilli Crystal Trio, in seconda pariglia al largo c'è Costamagna Pax, via via tutti gli altri con Calvados Griff a precedere Columbia. Alla retroguardia Cobalto di No. Un minuto appena abbondante per i primi 800, il primo chilometro, la metà gara in 1:15,1. Non lesina l'andatura Alessandro Gocciadoro in salchi a Katmandicelle. In seconda posizione sempre Cetiz a precedere Casanova B, che si è fatto posto lungo i birilli e nonostante qualche problemino di meccanica cerca di tornare all'esterno. Un'altra frazione veloce in 14,7 sotto l'1,30 i primi 1.200 a 600 dalla conclusione. Katmandicelle allunga ulteriormente, ancora 14,7 per la curva, cerca di mettersi in moto ora Casanova B, che si porta su Cetiz prima di galoppare, e allora così via libera a Katmandicelle, che ha preso un paio di margine nei confronti di Cetiz. Quindi Crystal Trio avanti a Columbia, 350 dalla conclusione, 1:58,6 il miglio iniziale di Katmandicelle, che si sta distaccando in avanti nei confronti di Cetiz e di Crystal Trio, che cerca di fare l'arrivo per il secondo. Ancora 14,5 per la piegata, la retta d'arrivo con Katmandicelle che si distende in bello stile. Katmandicelle che porta a casa la vittoria tra gli applausi scroscianti del pubblico al secondo Crystal Trio, mentre di dentro per il terzo dovrebbe essere Calvados Griff. 29,2 la chiusa, 1:14,4, 2000 metri con partenza da fermo. Katmandicelle, Alessandro Gocciadoro che guida e allena per la scuderia Futura 2000, Bold Eagle e Madras, la genealogia di questo interessantissimo 3 anni. Alessandro Gocciadoro, dopo aver vinto il campionato europeo, non si ferma, continua a voler divorare vittorie. Vince questa volta in maniera agilissima al secondo Crystal Trio a precedere Calvados Griff. Il successo però è tutto per Katmandicelle e Alessandro Gocciadoro.